Mi chiamo Natalia Voronina, sono nata in Russia, a Tula. In Russia ho studiato all'Istituto di Legge del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa, dove ho ottenuto la laurea in giurisprudenza. Mi sono trasferita in Italia 5 anni fa insieme con la mia famiglia. Quando sono arrivata non capivo e non parlavo la lingua italiana. Con l'aiuto dei miei amici mi sono iscritta al corso di livello A1 presso il CPA di Fermo. Ad oggi ho già fatto il corso A1, A2, B1 e l'anno scorso ho conseguito il diploma di scuola media. L'opportunità di frequentare le lezioni è molto importante per me, in quanto questo è il luogo principale dove posso imparare la lingua e acquisire nuove conoscenze. La mia famiglia è russa e a casa noi parliamo solo in russo. Il mio permesso di soggiorno è di tipo residenza elettiva e quindi non prevede la possibilità di lavorare. In futuro vorrei continuare i miei studi, conoscere meglio la letteratura, la cultura, la storia italiana e conseguire il diploma superiore.